Massima allerta a Venezia per il rischio di attentati terroristici durante le festività pasquali. Dopo gli arresti a Roma e in Piemonte di sospetti fiancheggiatori della strage islamista di Berlino, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha stabilito un piano straordinario di controllo del territorio per i prossimi giorni, durante i quali è previsto l'afflusso di centinaia di migliaia di turisti nella città storica. Anche alla luce degli ultimi accadimenti nel Lazio piuttosto che in altre parti d'Italia, giustamente i tavoli operativi in prefettura vogliono essere sempre di un livello piuttosto alto, quindi pertanto le attività che andremo a mettere in campo assieme a tutte le forze di polizia saranno aderenti a quelle che sono le problematiche del momento. Fino al 1° maggio saranno quindi intensificati i presidi di vigilanza e controllo del territorio nelle aree maggiormente interessate dagli itinerari turistici e nei principali luoghi di culto. Sotto sorveglianza speciale anche i musei, molti dei quali prevedono aperture prolungate nel corso della prossima settimana. I nuovi protocolli interforze per la sicurezza nella città storica in terraferma, ricorda l'assessore comunale Giorgio Deste, sono già stati sperimentati con successo a Natale e a Carnevale. Non siamo quindi all'anno zero, la macchina funziona e tutto quello che dobbiamo fare è metterla in moto. Fortunatamente la collaborazione è una collaborazione molto valida, molto sinergica, sentita e quindi i tavoli operativi trovano la giusta risposta in termini proprio di strategie e soprattutto di sinergie tra i vari corpi di polizia.